sabia, e che sono colas 30 annos, ecco su Manzano de Lámpadas, del 1982. Sul concorso di poesia posada è nasceu bene e pesau mezzos, che su concepizzo curiale del suo comitao esistima dessa vita che da diretto la t'accettavo e la t'adottavo per il legittimo. Su cammino, mascamente, i primi anni, noi stiamo sempre in Parisi, come cada trabalho a cada vaina, ma l'amore per la poesia e la cultura non solo degli organizzatori, ma dei giuristi della vita in Antisi e dell'amministrazione comunale a Pustisi, hanno piccato manutente sul premio e l'hanno fatto crescere e conoscere in tutta la giardina e non solo. E che su premio e poesia posada siamo misurato tutti, impare, poetas e poesia, in esperienza, qualità e sostanza, mascamente per la sostanza e la qualità sa poesia rimane. Concorso di poesia in Sardina non nasce per le cada dia, ma parissero di essere dormando non arrivano a imbazzare, nascono oggi tra poco mesi e non cadi i muri. Proite. Come che sia sensibilità, si stima il contempizio di chi è lo pone in peso, che ne costano valores. È difficile che un concorso inventato da oggi a classe possa fare cammino meda per rendere sul scomitato che chi euro regastare. S'affetto sul rispetto per la poesia e per i poeti non si compra a denaro. Concorso su un pacco sui concorsi che arrivano a Salacana e su 30 che vanno che il premio di poesia sarda posata. Ma posata non è una vita che si esatta, non è che su corovi, che ne retorica, che dimmi. Posata è una vita dei poeti, posata è la vita della poesia, posata è la poesia. E da oggi alla riunirsi è la vita dei suoi poeti. Sos incantos de su mare, cercando de su castello, s'abbraccio de sus avventureros anticos, a freco de historia e de su dore benigno desa gente sua, s'amore giuliano desa gente, s'amistade che si respira in cada cuzzona, e su premio de poesia, anima sana e sa vita, de su presidente e de su comitato, e sa braga, oggi, de su sindico e de tutto l'amministrazione comunale. Su coro del passato oggi tocchetta in su coro di tutti i poeti di Sardegna. Tocchetta del coro che hanno inteso masiner di amistà vera e di poesia valente, che sono la testimonia in sa pagina dei suoi libri che cada anno sono pubblicati e noi spacco, giusta barata a sa memoria per la storia. Libros che costò in che ricchiglia sa memoria della identità di Pasadena e non solo, per i giovani di classe. Bisogna in questa pagina su gozo e su sudore dei giovani di Eris, oggi pelicanos, che hanno semenato il surco di affetto sus primos granos, parafrasando il titolo della prima pubblicazione di Ignazio, sul primo grano di questa prenda e galania, di questa azienda che è il suo premio di poesia santa. Oggi siamo in occhi, belle tutti, sindico, amministradores, presidente e comitato, giuria e poetes, posti in un cammino lungo, procrauno sempre in pari, e a pettura a volte, in nome della poesia, sa lingua, sa amistà, che sa scala siamo andati tutti a manutenta, per belle misure. E siamo in noi. Tornare grazie a Dio, su schipisemos, per aumentare per i seus ateros, seus amigos che si sono arresi in cammino, che non hanno più la sorta di arrivare a Sardovio su 30 anni. Ma oggi siamo tutti sulla testa, le persone o che si spirito, che sono che mancano, sono in occhi, festando che noi, la ricorrenza di questo onoremanno, che il sindaco, Roberto Tolla, l'amministrazione comunale, il presidente, Ignazio Porchedo, il comitato, il premio poesia, tutti la vita passata, ma hanno istrinato in secondo. Questo riconoscimento non è solo per me,
ma perico supremo de poesia. Pro totus os poetes, pro totu sos que son ponendo empreo e contipizio pro sa salude, desa dignidade desa limba, desa poesia, desa radichina nostras etnicas e culturales, guerrande que a tanto Don Quixote contras a seu molinos a vento, designorancia política e cultural de parizos contrarios. E se querimos un premio per pro sa vida Mattesi, questa amministrazione che rappresenta, questa amministrazione che ha su merito di riconoscere su valore alto, culturale e sociale che sul concorso rappresenta pro Pasada e in Pasada. In questa delibera ne sono convinto per spero su senso sincero dello amico nostro della giuria e del comitato che in sua scala avevamo posto pare su primo spasso e su cammino lungo di questo 30 anni e che oggi a due umani non bisogna più. E pensando a isso, mi intendo caro per un mannuso, questa è una parola pasadina, non sa neanche. Intendo caro per un mannuso, braghieri cantumai deve essere da oggi figlio di questa vita, parte viva di Susanne che corre di Sarvena suas. Pasada è stata promena da diretto una seconda mamma poetica, una tataia, e non confonde chi bririca, tataia la nutrice che ha latte che ha da giolata, sapete che a volte queste latte non le date, a volte da pericoloso. Una tataia che mi allattava e aiutava a crescere il suo giardino, la sua poesia e la sua cultura. In questo 30 anni mi ha pentado coro e anima, di amistade, di rispetto e affetto vertero. Un'estima indida mi ha dato, che pa carmigasa entregano a sua poesia e al suo poeta. Ma Pasada, vi ripeto, è spasata. Mamma è fontana di poesia, s'anima sua a Conau è poesia e di questo procurso non abbasta a tornare grassa. Quale è la vita in Sardegna? A istituzionalizzare un premio poesia? Quale è la vita? L'amministrazione comunale pone cada anno in bilancio sul gasto di un premio di poesia? Quale è la vita? Riconoscete un premio di poesia come una risorsa, un balanzo per la comunità in tema e dignità, immagine e prestigio. Cosa dai via a oggi a questo merito? Spero la Commissione così chiamata che il Supremo Sant'Antonio suo, che dai 20 che vanno e scamminando siamo attesiando del Supremo Pasada del suo cale, del suo comincio, a per l'onore di essere presidente della giuria. E siamo in occhio, ripeto, e si sta un cammino lungo, una fatica manna per arrivare a oggi, che di apparire gastata del balas, se la pompiamo in sopra del Surinale. Ma è stata una fatica che tutti abbiamo speso, che nattero i principi, trovattero i valori, le scale nuda, andivire o spartire che soddinare. Se passiamo bene, abbiamo dinare che paga questa soddisfazione di un riconoscimento dignitoso per il gusto, la soddisfazione di meritare esistima, amistà, affetto, una vita entrega di loro e soprannome. E sopra questo momento parezza volta andando da un pittassato di Sardegna però ritirare qualche premio, una coppa, una targa, e a volte anche una strinta a mano, una tassevino, che nel naso non mi sto apprezzare a volte. E tanto mi veniva sempre apprezzare a volte, una domanda mi veniva sempre, ma chi è che lo va a fare? Chi è non lo va che fa? A giocare la Sardegna, in tutto che mi comporta, a volte che la porta nulla, porta tanto mi rinfrancava sempre, mi rinfranca Galvoie, che hanno preso un aneddoto di Madre Teresa di Calcutta, sul primo anno della missione giovani in India, che vite in Corviana, in terra, lavano la spraga,
con un lebroso all'interno. E non è che è vero, questa cosa, non è che sia proprio storia vera. Con questo ufficiale inglese, giovanetto a cavallo, un petito, un anno proprio qui, spantava, che sta il resto di voi, la mia sorella, io non l'avrei fatto per tutto l'oro del mondo. Mi sono che hanno portato una cosa cara, neppure io. Quindi non lo fa che se non lo ha fatto provvinare e non lo facciamo se non lo siamo facendo noi spuro questo imprego provvinare, lo siamo facendo per la fretta e per la stima che hanno sia la poesia, sia la lingua, sia la cultura nostra, ma la gente nostra, la di chi non nostra. E oggi appunto basata di questo convincimento, questa dubbia che mi chiedeva sempre questo aneddoto di Madre Teresa, credo che me la va capruso che oggi è basata nell'altra crearia proprio di su tutto. Chi suo valore, chi su cale non pagava, tutto il sacrificio, chi ha provato, si l'ha provato e tutto questo spiegato a fare Dio e tutto il fratello la poesia è passata ed è tutto sasato. Vero, toro grazie a Dio, manna a tutti, grazie. Di acquerere, magari illuminare, avere lumine per lumine, uno per uno, un amico che camminava pari, scapolamenava, e che oggi non bisogna mai, non certo che nella serie che non è del ballare, ma che sentiamo, nessuno lo può illuminare, sotto che non sa tassato, e che hanno collato, sa cadira, della filera della giuria, una cadira è boia, tappa la boia, o che non può, boia fisicamente, ma si spirito libero. Paolo Puro.